Favorevoli 395, contrari 138, la Camera approva. Così la Camera ha dato il via libera agli arresti per l'ex ministro e ex presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan. I suoi avvocati hanno già annunciato la richiesta di arresti domiciliari. Intanto, in Parlamento, si analizza il voto di oggi. Tempo di pulizia in politica per il segretario regionale del Partito Democratico. Il Parlamento si è espresso in maniera estremamente chiara con una larga maggioranza che ha autorizzato l'arresto. Come sappiamo si doveva verificare se c'era un fumus di persecuzione nei confronti dell'onorevole Galan che non c'era. A favore dell'arresto anche il Movimento 5 Stelle. È una cosa normale, è una cosa giusta, corretta. Ognuno di noi all'interno dell'Aula parlamentare è un cittadino e non ha privilegi diversi dai cittadini che sono fuori dal Parlamento. Dobbiamo avere la consapevolezza che non esistono immunità e che nei confronti di ognuno di noi la giustizia può fare il proprio corso. Lo stesso ex capogruppo pentastellato aveva commentato in diretta su Facebook l'esito del voto, sottolineando con soddisfazione il voto favorevole del Partito Democratico, un voto che riapre possibilità di dialogo. Un tavolo già intrapreso con il ministro Orlando, a cui io chiedo anche adesso da questa televisione la possibilità in breve tempo di fare un incontro e di riuscire a mettere in campo una legge contro la corruzione. L'ex parlamentare e collega di partito Maurizio Paniz commenta invece da avvocato il provvedimento. Il voto della Camera era assolutamente atteso perché i numeri erano quelli senza ombra di dubbio. Non sono sicuro che in questo momento ci fosse davvero la necessità di una misura cautelare di questa portata. Ci sono in Italia moltissimi casi nei quali le iniziali prospettazioni negative vengono poi stravolte dall'accertamento dei fatti in sede processuale, per cui io ragiono sempre in termini di molta prudenza.